Alla Chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo un incontro dal titolo Favara ritrovi Favara. Perché Favara deve ritrovare se stessa? Perché Favara ha tantissime potenzialità e invece di fermarsi sulle ombre deve cercare di fare risplendere di più la luce, le potenzialità, la creatività, perché veramente con tutti gli abitanti che siamo possiamo costruire una città più vivibile, più bella, dove stiamo bene gli uni con gli altri. Favara sta vivendo attualmente una situazione di degrado anche morale, si può dire questo anche alla luce degli ultimi atti vandalici che ci sono stati. Allora, indubbiamente in ogni comunità ci sono delle note stonate, anche se ci sono stati questi fatti, diciamo, che hanno toccato la sensibilità religiosa e la sensibilità umana delle persone. Io non le metterei molto in risalto, anzi forse queste persone si esaltano quando si parla di loro, perché sono la minima parte di Favara, anzi io dico qualcosa di manco percepibile. Invece quello che ci interessa veramente è che tutti i cittadini che hanno le potenzialità li mettano a disposizione degli altri, che vediamo il lato buono che c'è in ciascuno di noi per poter costruire e non rimpiangere o piangere sul latte versato. Favara ritrovi Favara. Da dove nasce la necessità di organizzare questo incontro? Nasce dalla constatazione che una parte di Favara già vive e rispetta determinati principi, determinati valori di civiltà e di vita comunitaria. C'è una parte di Favara invece che per tutta una serie di motivi si è allontanata da questi principi e da questi valori, ma sono sicuro che è pronta a riabbracciarli se noi li chiamiamo a raccolta. E lo scopo di un incontro come quello che stiamo vivendo e partecipando stasera è far capire proprio che Favara ha bisogno di tutti, nessuno escluso. Quindi benvengano, serriamo i ranghi e ognuno di noi si faccia tutore del presente risanato e del futuro auspicato di Favara. Stanno intervenendo in tanti, anche privati cittadini, segno che per ritrovare Favara c'è bisogno della collaborazione di tutti. Senz'altro, infatti questo è un bellissimo segnale che la comunità, il tessuto sano di Favara lancia e dimostra, e che quindi questo vuole essere anche un invito, la porta è aperta per accogliere tutti gli altri nostri concittadini che devono necessariamente portare i loro talenti e le loro capacità in un percorso di sinergia e di crescita condivisa.